Aggressione per il titolare del kebab di via Roma. La polizia arresta 2 cittadini marocchini trentenni già soggetti ad ASPO. Il diretto interessato racconta di aver temuto il peggio. Erano armati, dice Alil. Intanto c'è attesa per l'istituzione della zona rossa da domani e per 40 giorni in via Roma, ma non dimenticatevi di noi, l'appello che arriva dagli altri quartieri della città. Tragedia poco prima del passaggio del Giro d'Italia. Un igo di Pederobba in via Cavallea. Marco Rossini, 52enne di Montebelluna, è stato trovato privo di sensi a terra poco distante dalla sua bici, probabile un malore. Non si placa la tempesta nei confronti del ministro Salvini dopo il taglio ai fondi per le manutenzioni stradali delle province, l'ira delle associazioni dei familiari dei vittime della strada. Cerimonia di ordinazione oggi pomeriggio in cattedrale a Vittorio Veneto per il nuovo vescovo Monsignor Riccardo Battocchio. Ora cammineremo insieme. Il messaggio del patriarca Moraglia, presente con 30 vescovi. Abbandonati a noi stessi, è dura la denuncia che arriva dal Vicentino e che riguarda i collegamenti trevigiani tra stazione dei treni e aeroporto Canova, difficile muoversi. Dal Montello al Grappa, migliaia le persone che hanno assistito alla 15ª tappa del Giro d'Italia, presenze record a Cadel Poggio. L'obiettivo di Zai è farlo diventare sede di tappa. Buonasera, bentrovati, edizione di Treviso dei nostri telegiornali. Subito con le notizie, la cronaca in primo piano. Siamo in centro cittadino, l'ennesima aggressione in via Roma. Nella serata di ieri 2 cittadini marocchini continuavano ad inveire e con fare minaccioso nei confronti del titolare del kebab. Ad avvertire la polizia proprio lui. All'arrivo delle volanti 2 sono stati arrestati. Parla Alil, ho temuto il peggio, dice. Il 100% avevano qualcosa, meno male sono arrivati che forze dell'ordine sono arrivati subito. Sarebbe potuto succedere il peggio, racconta il titolare del locale Istanbul City Kebab. Ad importunarlo sempre loro, i 2 trentenni di origine marocchina arrestati dalla polizia dopo la tempestiva segnalazione di Alil. Su di loro pendeva un daspo urbano che vietava l'accesso e lo stazionamento nel quadrante di via Roma. Già nelle scorse settimane avevano più volte importunato e in un'occasione anche aggredito fisicamente il proprietario del kebab, rimasto ferito al volto. Sul ventina di clienti avevo, sono fermati all'avanti dell'entrata, parlavano d'arabo, io non capivo che cosa mi dicevano, parlavano troppo alto, mi guardavano i miei occhi, parlavano però non capivo che cosa mi dicevano, mi provocavano, se uscivo fuori succedeva qualcosa, mi ammazzavano, facevano qualcosa, io meno male che non sono uscito, l'ho chiamato subito. Si sono avvicinati al locale inveendo verbalmente e con fare minaccioso nei confronti di Alil. Uno di loro è scappato, andate via, è ritornato, hanno arrestato, è scappato di nuovo, dopo hanno di nuovo arrestato. E ora mi sento sicuro perché sono arrivato subito quando l'ho chiamato. Grazie a forze dell'ordine che sono arrivati subito, se no facevano un sacco di casino. Un problema che va risolto a monte per il vice sindaco Manera, che esprime la vicinanza al titolare da parte di tutta l'amministrazione. Se questi avevano tutti questi tipi di reati, se questi erano già da spati, si suol dire così, perché giravano liberamente? Allora là bisognerebbe farsi un'altra domanda e allora la magistratura a questo punto di vista deve essere un po' più ferrea e credo, non vorrei, però tu me lo puoi dire, che avendo questi tipi di reati magari un decreto di espulsione ci starebbe anche bene. Io però continuo a dirlo, visto che questi avevano già una serie di tipi di reati, con bel calcio nel sedere possiamo portarli alle frontiere del loro paese e spedirli via. Più che accompagnarli con tanti saluti, qualche calcio nel sedere glielo darei anche, perché queste persone, ripeto, non sono risorse per la nostra società. I 2 stranieri arrestati sono ora ai domiciliari in attesa del giudizio per direttissima. Nei loro confronti anche l'ordinanza cautelare del divieto di avvicinamento con l'applicazione del braccialetto elettronico, così che possano essere arrestati in flagranza ogni qualvolta dovessero avvicinarsi alle persone offese. Tutto questo accaduto alla vigilia del via alla zona rossa. Sulla sua istituzione Alil lo aveva già detto pochi giorni fa e oggi lo ribadisce con forza. Speriamo che sarà sempre la zona rossa. Per me è meglio la zona rossa. Il lavoro tranquillo. Sì, il lavoro molto bene, il lavoro tranquillo. Speriamo che sarà sempre la zona rossa.
Ed è arrivata anche la nota del sindaco Mario Conte, impegnato nel Giro d'Italia Ca' del Poggio. Chi fa casino non può restare a piede libero, dice, c'è un unico posto per chi commette e reitera i reati, il carcere. E ovviamente continueremo a seguire questa notizia. Perché? Perché anche oggi è la vigilia della zona rossa che inizierà domani 26 maggio e i quartieri periferici di Treviso chiedono che non vengano lasciati indietro. La paura dei coordinatori del controllo del vicinato è che i problemi si spostino fuori dal centro e i cittadini restino così sguarniti di fatto di forze dell'ordine. E se non viene aumentato il numero degli agenti in servizio, il fatto che a Via Roma ci siano più pattuglie mi fa piacere per Via Roma, però io non vedo i benefici che potremmo avere noi quartieri limitrofi, anzi potrebbe anche essere che alcune situazioni poi si spostino. È questa la preoccupazione dei quartieri trevigiani. La domanda che ci si pone ininterrottamente è se con l'istituzione della zona rossa, pattuglie, uomini e donne delle forze dell'ordine saranno impiegate soprattutto in quel quadrante, lasciando di fatto sguarnite le aree limitrofe. La paura è quella che queste persone, che adesso stanno creando dei grandi disagi a pochi metri da noi, si trasferiscano qui da noi e che le forze dell'ordine poi siano concentrate esclusivamente nella zona rossa. Una zona rossa che serve, che va incentivata dunque, e lo sostengono anche i coordinatori del controllo del vicinato di Via Mozzato e Sant'Antonino, ma questo deve anche andare di pari passo con una vicinanza più stretta ai residenti dei quartieri periferici. Purtroppo le forze sono quelle che sono. La paura è quella che vengano concentrate esclusivamente nella nuova zona rossa e quindi a farne le spese poi possano essere di nuovo i quartieri, in particolar modo il nostro. Giusto dunque raccogliere le forze nei punti sensibili della città, ma i quartieri si auspicano che non vengano creati cittadini di serie A e serie B, ovvero che possano esserci porzioni di città più o meno controllate che andrebbero ad aumentare così i divari e le presenze moleste nei luoghi non zona rossa. I quartieri sono comunque parte integrante della nostra città. Il nostro è a 2 passi dalla nostra città e vorremmo sentirci anche noi tutelati, che magari se venissero investite anche la metà delle energie che adesso stanno investendo per questa nuova zona rossa, per far sentire la gente un attimino più sicura. Cittadini che chiedono che nelle zone più buie vengano installate le telecamere tanto richieste all'amministrazione e che aspettano da 1 anno e mezzo, a Sant'Antonino come in Via del Mozzato e dintorni. Però se gli agenti sono pochi, chiaramente sì, non basta scrivere vietato perché le cose non succedono. Via dunque domani e per 40 giorni alla zona rossa nel quadrante di Via Roma. La polizia locale rassicura i cittadini garantendo comunque una presenza capillare in tutto il territorio cittadino. Il comandante Patrick Antonello ci racconta quali sono le vie e le piazze interessate dal nuovo provvedimento. Prevede sostanzialmente che i soggetti che dovessero essere riconosciuti con atteggiamenti aggressivi, minacciosi o particolarmente molesti che determinino quindi un pericolo per la sicurezza pubblica o che ostacolino la libera fruibilità della zona, potranno essere destinatari di un ordine di allontanamento per tutto il periodo di validità dell'ordinanza stessa, che ricordo è di 40 giorni. E l'area di cui stiamo parlando è un'area appunto identificata, individuata all'interno dell'ordinanza. Per opportunità ricordo che rientra nel perimetro tra la zona della stazione, compresa retrostazione via Dandolo, viale Alcide De Gasperi, via Lungo Stile Mattei, Riviera Santa Margherita, via Reggimento Italia Libera e via Fratelli Bandiera. Ovviamente questo è il perimetro, all'interno ci sono altre vie e piazze, quindi tra tutte ricordo via Roma. Cambiamo argomento, ancora la cronaca, tragedia Onigo di Pederobba in via Cavallea, a pochi passi dal tracciato del Giro d'Italia, non distante dal territorio comunale di Cornuda. Poco prima dell'arrivo della carovana un 52enne di Montebelluna, Marco Rossini, è morto a causa di un infarto che non gli ha lasciato scampo. L'uomo è stato trovato a terra a pochi passi dalla sua bici da alcuni passanti. Medico e infermieri del SUEMA 118 hanno tentato di salvargli la vita, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile. Intervenuti sul posto anche i carabinieri di Montebelluna e volontari della protezione civile che hanno recuperato la salma
trasportandola in obitorio dell'ospedale di Montebelluna. Rossini, consulente aziendale, lascia una moglie e 3 figlie. Taglio dei fondi per le manutenzioni stradali continua a provocare l'ira delle associazioni di familiari vittime della strada. Non siamo burattini, quelle risorse vadano ripristinate all'appello. Intanto l'associazione Alba entra per un progetto nel carcere minorile di Treviso. Io dico a questo ministro Salvini, incominciate a dare dignità e rispetto a chi sta lottando perché non succedano altre vittime o aumentino. Quindi portate un po' di rispetto. Tagliare i fondi per che cosa? Si rivolge direttamente al titolare delle infrastrutture, Romina Ceccato, da anni presidente di un'associazione che si batte per una maggiore sicurezza stradale. Alba, il suo nome, nata in memoria del figlio Riccardo, morto accanto ad altri 3 amici nel luglio del 2019 sulla Jesolana per colpa di un pirata della strada. Romina parla a Salvini nei giorni in cui le province certificano un taglio del 70% alle manutenzioni stradali da parte del governo, un'autentica mannaia giustificata con la necessità di coprire finanziariamente alcune opere strategiche per il paese. Ovviamente gli enti provincia sono passati all'attacco. Solo per Treviso il prelievo è di oltre 4 milioni di euro su 6 in 2 anni. Rassicurazioni di un ripristino sono arrivate, ma al momento sembrano non bastare. E poi vogliamo che noi associazioni non ci sentiamo presi in giro dal ministro, visto che ci invita alla 9ª commissione per esporre i nostri problemi o i pensieri da tenere in considerazione. Ma noi non siamo burattini. Noi siamo vittime. Intanto l'associazione con un suo progetto entrerà anche nel carcere minorile di Treviso. La stessa Ceccato è stata contattata dal cappellano. Presto incontrerà i giovani detenuti. A prescindere da che tipo di sbaglio o reato possono aver fatto, perché educarli nel sapere che tornare fuori è importante, anche stare attenti agli altri. Vado dentro per mettermi seduta attorno e per far capire, per parlare con loro, per fargli capire che cosa è fuori, che il bello c'è fuori, ma basta seguire alcune regole. Oggi e domani giornata di elezioni in 9 comuni del Veneto. Vi diamo i dati delle affluenze. Quella del Veneto generale di 36,47 alle ore 19 era di 14,79 alle ore 12. Per Treviso ricordiamo che l'unico comune al voto era Borso del Grappa, un'affluenza del 30,48 alle ore 19. Ovviamente i comuni attenzionati sono anche quello di Eraclea e Santa Maria di Sala nel Veneziano, affluenza attestata al 35,24 complessivamente in entrambi i comuni del Veneziano. Continuiamo con le notizie, perché oltre alle elezioni oggi il Giro d'Italia continua la sua corsa ha continuato la sua corsa per le tappe del Veneto. Ancora nella Marca grandi emozioni dal Montello al massiccio del Grappa. Vediamo anche il passaggio a Ca del Poggio. È un brivido rosa quello che ha attraversato l'intera Alta Marca, con un pubblico capace di grandi slanci ed emozioni. All'indomani della Treviso-Nova Gorica, anche la 15ª tappa ha parlato Veneto, con la Fiume Veneto Asiago. Decine di migliaia le presenze solo nella fascia pedemontana, attesissima la salita di Ca del Poggio, ormai un classico. Basterebbe guardare qui, c'è Ca del Poggio, oggi avrà almeno 20.000 persone. Stiamo attendendo per l'8ª volta il passaggio del Giro a Ca del Poggio e ormai questo è un muro iconico non solo a livello nazionale ma anche internazionale. Ca del Poggio che potrebbe diventare partenza o arrivo di tappa. Lo stesso Zaia gioca a carte scoperte. Noi stiamo sempre lavorando, mi incontrerò con Mauro Vegni come tutti gli anni, direttore del Giro, uomo di RCS, mi incontrerò il 9 luglio, abbiamo già fissato la data. Lì cercheremo di capire quali saranno gli ingressi in Veneto
da parte delle altre regioni, e dopodiché pianificheremo ovviamente le tappe del prossimo anno, quindi non escludo che si possa pensare anche a questo. Ad accogliere il Giro interi paesi e vie tirati a lucido anche da cittadini e volontari, da Pederobba, qui le immagini del passaggio, a Refrontolo, dove è scesa in campo pure l'associazione dei Fanti. Per noi è una giornata di festa perché il paese si ferma. È vero, c'è un piccolo disagio perché non si può correre in auto, ma questo va visto anche come possibilità di camminare per le strade tranquilli, incontrarsi, fare due chiacchiere. Pura e semplice emozione anche a Crocetta del Montello. È una festa perché soprattutto volevamo anche gratificare il nostro paese, Crocetta del Montello, dove storicamente è nata l'azienda, dove è la sede amministrativa, e l'occasione era troppo ghiotta. Siamo riusciti, assieme alla collaborazione con RCS e Gazzetta, a fare questa piccola deviazione di 3 km e 500 metri e farli passare per il centro del paese, e quindi è stato veramente una bella cosa per noi e per tutta la cittadinanza. Ci sono i momenti prima, i momenti dopo, adesso c'è la convivialità come prima, va bene così, è intrinseco nel Giro fare le cose così velocemente, è bello anche per quello. La stanno trattando come fosse l'evento dell'anno, cioè complimenti, perché è la festa del territorio sicuramente. In contemporanea il Giro E, con le bici elettriche che ha visto correre diversi amministratori dell'ANCI, e così a Fonzaso è arrivato anche il sindaco di Cessalto. Siamo qui in un bellissimo territorio del Bellunese a promuovere il nostro territorio, e la mia presenza è anche per ringraziare l'amministrazione di Fonzaso per l'invito. Un Giro che continua a unire intere generazioni al di là dei paesi e delle tifoserie. Guardiamo il Giro e basta. Siamo tifosi del Giro. Abito proprio qua. Contenti di questa festa? Certo, almeno si vede un po' di gente. Aspetto il Giro con i cagnolini. Anche con il fiocco? Anche con il fiocco rosa. Una grande giornata anche a Vittorio Veneto per la cerimonia di ordinazione oggi pomeriggio in cattedrale per il nuovo vescovo Monsignor Riccardo Battocchio, e lì per noi c'è il nostro Lucio Zanato. Lucio, buonasera. Buonasera Edi, buonasera ai telespettatori di Antenna 3. Come vedete le immagini in diretta del vescovo Riccardo Battocchio nella grande festa dopo l'ordinazione episcopale, giusto? Perché bisogna dire le cose giuste, non è vero? Il direttore dell'azione, direttore, allora un'ordinazione importante, un momento importante, ma soprattutto un grande abbraccio di una comunità al suo nuovo vescovo. Certamente un momento di festa, come giustamente sottolineavi un attimo fa, ma anche una festa proprio calorosa, di gioia. Dopo questo tempo di attesa finalmente il vescovo è arrivato tra noi, ma direi che c'è proprio anche un feeling, una sensibilità che si incontra tra il desiderio di Monsignor Battocchio di essere presente nella nostra diocesi e la nostra diocesi che finalmente ha il suo vescovo e il suo pastore. Quindi davvero un momento di gioia, di festa, di incontro, di desideri reciproci. Ecco, bisogna dire che abbiamo notato anche una forte emozione nel momento in cui si è completamente disceso a terra e nel momento in cui poi c'è stata l'imposizione delle mani da parte del patriarca e non solo. Certo, il momento della prostrazione, quando il vescovo si è appunto steso a terra e il coro ha cantato le intercessioni dei santi, è un momento commovente sempre, perché dice proprio, come potremmo dire, la profonda umiltà dell'uomo, in questo caso Monsignor Battocchio, che si affida al Signore per poter portare avanti questo suo compito, questa missione che gli è stata affidata. Quindi è senza dubbio un momento profondamente commovente, anche perché significa cambiare in modo importante la propria vita e la propria esistenza. Del resto, da rettore di un collegio romano a vescovo a Vittorio Veneto, insomma, è un salto non da poco, però come mi dicevi prima è un salto che lui stava cercando e soprattutto che molti stavano aspettando. Ha detto, mi ha dato molta forza quel disegno di quel bambino della scuola di Ceggia, ma colpito molto che proprio nel suo discorso finale abbia detto questo. Ecco, il disegno del bambino di Ceggia credo resterà tra i ricordi importanti di questa celebrazione, ma esprime, come accennavo prima,
il desiderio della nostra diocesi di avere il proprio pastore. Ti aspettiamo, c'era scritto su quel disegno, che è uno dei tanti segni che comunque gli sono stati inviati dalla nostra diocesi in questo tempo. Credo che il vescovo Battocchio appunto cambia profondamente in modo importante la sua vita, ma perché appunto prima docente, rettore di un collegio, adesso diventa pastore a tempo pieno per una diocesi, quindi per una porzione del popolo di Dio, ma credo che in qualche modo questo non sia così in contraddizione, cioè prima lo studio e poi la pastorale, perché lo ha ribadito anche in altre occasioni, lui lo studio lo ha sempre vissuto come una dimensione pastorale, cioè finalizzato in qualche maniera alla vita della Chiesa, alla vita della gente, il Vangelo che si vede nei volti delle persone, come prima ha richiamato. Quindi lo studio, almeno come lui lo ha vissuto, non è da intendersi come astrazione, separazione dalla realtà e dal mondo e dalla Chiesa. Ecco, proprio per questo allora l'abbiamo intervistato pochi minuti prima che scendesse con la sua gente. Sentiamo cosa ci ha detto, poi ritorniamo qui. Il sentimento che ho provato in queste 3 ore, lunghe 3 ore, è quello di una certa serenità, vedere le persone, anche perché appunto vedevo persone che da tanto tempo non incontravo, ho visto persone nuove che sembravano contente di esserci, quindi questo mi ha fatto molto piacere. Io arrivo per imparare, davvero, perché non ho mai fatto il vescovo prima e so che ci sono tante persone con cui potrò imparare, preti, laici, religiosi con cui devo un po' prendere il ritmo. Pensate di prendere un po' il ritmo, è un ritmo che c'è già, un ritmo che continuerà, vediamo come, ma in questo momento non ho né programmi pastorali né tanti discorsi da fare oltre a quelli che ho fatto, che credo siano i più importanti, perché per un vescovo la cosa, come dicevo, è annunciare che Gesù è una buona notizia per tutti, e lo spero che lo sia anche nelle cose più semplici della vita, sapere che non siamo soli. Chi era collegato in video, chi non ha potuto venire, soprattutto vorrei un saluto a chi realmente non voleva e non poteva venire per motivi anche di salute, di malattia o di altri impedimenti. Come Chiesa di Vittorio Veneto sentiamo che questa è una presenza importante e io so che c'è attenzione da parte della comunità ecclesiale anche per situazioni di fatiche, di accoglienza di giovani donne che hanno figli, di persone anziane, quindi persone che si trovano in situazioni di marginalità. So che c'è questo, io dovrò imparare un po' alla volta anche qual è lo stile, ma la vicinanza c'è, la vicinanza, il desiderio della vicinanza, poi come si tradurrà nel concreto, aspettate un po'. Ecco, lei ha detto cerco il Vangelo negli occhi delle persone che incontrerò. Sì, negli occhi, nelle mani, nel cuore, nell'incontro. Ogni persona è una buona notizia. Poi, come dicevo, anche a volte in noi questa notizia buona è un po' coperta da fatiche, a volte anche da scelte sbagliate, ma andando appunto agli occhi, al cuore, alle mani si può trovare il bene che il Signore pone su tutti. Siamo sue creature, siamo suoi figli amati da Lui, e questo dovrebbe aiutarci anche a guardare a ogni altra persona sapendo, come ha detto anche il Patriarca, che è amata da Dio, e non è poco questo. Insomma, abbiamo sentito un vescovo teologo ma anche molto pratico, perché guarda alle persone più in difficoltà. Sì, penso anche nelle parole che ha comunicato che questo sia tra l'altro uno degli aspetti, degli obiettivi, delle missioni caratteristiche del vescovo, proprio l'attenzione alle persone che si trovano in maggiore difficoltà. Proprio direi, come potremmo dire, un aspetto costitutivo della missione del vescovo. Pertanto anche Monsignor Battocchio credo avrà una particolare attenzione nei confronti degli ultimi. Credo non abbia ancora conoscenza delle situazioni di povertà che ci sono nella nostra diocesi, ma come suggeriva prima sono venuto qui per imparare, avrà bisogno nei primi mesi, soprattutto forse anche il primo anno, di conoscere questa realtà, di prendere consapevolezza anche delle povertà del nostro territorio, delle nostre comunità, e quindi di vedere quello che si può fare insieme. Lo ribadiva sempre in queste brevi battute, vedere che cosa si può fare non da solo ma insieme, ovviamente alle realtà, alle persone, alle risorse che ci sono già nella nostra diocesi. Ecco, il Patriarca nel suo discorso gli ha fatto gli auguri, quello di diventare
pastore del proprio gregge. Allora sentiamo il patriarca e poi l'ultimo commento e poi diamo la linea allo studio. Allora sentiamo Monsignor Moraglia. Carissimo Vescovo Riccardo, sei chiamato col tuo presbiterio ad essere segno di Gesù sommo sacerdote nella Chiesa che oggi ti viene affidata. Tutto, come sai, inizia dalla fede, senza la quale non c'è carità, ma solo solidarietà. Non c'è speranza, ma solo ottimismo. Realtà buone, necessarie, ma non sufficienti per la vita cristiana. Ogni vescovo con la sua Chiesa è essenzialmente chiamato a dire una cosa: il nome di Dio. È un compito non facile in una società che ha messo Dio da parte o lo considera questione privata, se non addirittura ostacolo ad una moderna emancipazione. Il nome di Dio in sé è indicibile e lo si rende presente solo annunciando Gesù. Chi vede Lui vede il Padre. Caro Vescovo Riccardo, il Vescovo è là dove è la Chiesa. Cara Chiesa di Vittorio Veneto, la Chiesa è là dove è il Vescovo. La Chiesa è là dove è il Vescovo è là dove è la Chiesa, ha terminato così Monsignor Moraglia, ma però ha tracciato un bisogno, quello di ritrovare la fede per molte persone, e il Vescovo può essere la guida per ritrovare la fede. Sì, un altro aspetto fondamentale, come giustamente richiamava il Patriarca Moraglia, del ministero del Vescovo è quello di rendere presente Dio. Ovviamente per noi cristiani la presenza di Dio, l'indicibile Dio, si manifesta facendo riferimento a Gesù Cristo. È Lui che rende dicibile, rende visibile Dio che è nascosto. Una delle problematiche del tempo attuale forse è l'assenza di Dio, anche se dovremmo dire ci sono varie forme di spiritualità nell'uomo contemporaneo, anche nelle realtà dentro le quali ci troviamo. Non è che proprio la trascendenza, il mistero sia stato dimenticato, soltanto che molte volte è interpretato, letto in maniera diversa rispetto a quella che è appunto quella comunicata dalla comunità cristiana, dalla Chiesa. Il compito del Vescovo oggi è dimostrare come il Dio che si manifesta in Gesù Cristo sia capace di dare risposte anche a questo bisogno di spiritualità dell'uomo contemporaneo. Ecco, con questa riflessione, dopo aver sentito e aver visto insieme questo evento, perché è un vero e proprio evento qui da Vittorio Veneto, restituisco la linea allo studio e ringrazio Monsignor Bangova. Grazie a voi. Grazie a voi, grazie anche a Nicoletta Rizzetto che ha curato tutta la parte tecnica, Lucio Zanato ovviamente. Noi andiamo qualche secondo in pubblicità, poi torniamo in diretta con le notizie, tra poco. Eccoci tornati in diretta, proseguiamo con le notizie. La segnalazione, gravi problemi dei disabili vicentini che per viaggiare in aereo partono da Treviso, mancano un collegamento diretto tra l'aeroporto e la stazione ferroviaria, dicono impossibile muoversi. Praticamente ho raccolto le serie di testimonianze che danno delle problematiche molto grosse per quanto riguardano le persone disabili e anziani che chiedono l'assistenza al volo. Praticamente le persone che da Vicenza prendono il treno destinazione Treviso, una volta arrivati in stazione ferroviaria di Treviso devono prendere per forza un autobus normale che è privo di assistenza, dunque non hanno nessun aiuto per arrivare e accedere all'imbarco degli aeroporti, mentre molte tratte di stazioni ferroviarie accedono direttamente all'imbarco e collegati con l'aeroporto. È la denuncia del vice responsabile Dipartimento Disabilità e Sociale per Forza Italia Veneto, che evidenzia i gravi disagi che patiscono molti disabili vicentini nel viaggiare in aereo partendo dall'aeroporto di Treviso. Nello specifico il problema è quello dei viaggiatori che utilizzano il treno e che al momento dell'imbarco si trovano sprovvisti di qualsiasi tipo di assistenza per raggiungere i velivoli. Una volta giunti alla stazione ferroviaria di Treviso, infatti, i disabili sono costretti a salire sui normali bus di linea,
senza alcun tipo di accompagnamento alle partenze. Un tipo di servizio speciale previsto invece in altri aeroporti italiani come quello di Milano, dove esiste un collegamento diretto. Mi piacerebbe sapere come mai, e ho già verificato, il perché c'è questo problema, non hanno ancora risolto per risolvere queste difficoltà per i disabili. Voglio capire le problematiche se dipendono dall'aeroporto o dalla stazione ferroviaria, perché secondo me è un problema che va sollevato soprattutto per aiutare le persone che hanno queste difficoltà, perché come dico sempre io, disabili non si nasce solamente, ma si può diventare col tempo, ed è una tematica che purtroppo può toccare anche molte persone abili. E noi ritorniamo in città, aumentano gli affitti, l'US 2 chiede aiuto ad Ater che mette a disposizione un appartamento per le persone seguite dall'azienda sanitaria per i percorsi di riabilitazione alla vita quotidiana, un rapporto destinato ad allargarsi. È il futuro perché stiamo sempre più lavorando col Dipartimento di Salute Mentale sul progetto di vita individuale, che vuol dire portare le persone a crearsi un'autonomia. L'US chiama Ater risponde, è firmato l'accordo tra le due realtà pubbliche per la cessione di un alloggio da dedicare alle emergenze familiari e sociali. Una richiesta partita dall'azienda sanitaria per ospitare alcune persone in difficoltà seguite ma che non si trovano in fase acuta. Stiamo passando sostanzialmente dalla fase di locazione dove oggi andavamo nei privati a una fase dove il pubblico reagisce in rete con l'altro pubblico e quindi di conseguenza, oltre ad avere dei risparmi in termini di soldi di locazione, abbiamo soprattutto un modo per collaborare insieme e recuperare anche degli immobili, delle realtà che sono pubbliche. Stiamo parlando in questo caso di 4 persone che sono già abituate a vivere tra di loro, ma questo progetto ha molte sfaccettature. Una di queste è anche fare in modo che queste persone nel giro di qualche anno possono essere talmente indipendenti da vivere da sole e quindi subentrare all'interno del gruppo appartamento altre persone. Ater destinerà un alloggio attualmente sfitto di proprietà che non rientra dunque nelle case popolari assegnate tramite graduatoria. Appena abbiamo visto questa richiesta che il direttore me l'ha sottoposta, mi sono sentito con un giro di telefonate veloce con il mio consiglio di amministrazione e tutti quanti in maniera unanime abbiamo deciso di collaborare, di lavorare assieme con l'USL per dare questa possibilità, per dare questo appartamento. Il locale si trova in Viale delle Nazioni Unite a Treviso e ci sarà un momento di relazione con gli altri condomini per spiegare il progetto. Verrà presentato, verrà discusso e tutti quanti assieme cercheremo che sia meno impattante possibile sul territorio, però sono persone estremamente normali che vengono inserite per un percorso di riabilitazione. Parliamo di cybersicurezza. A livello nazionale il Veneto è una delle regioni più colpite. Il 6 giugno proprio in città un forum dedicato a conoscere i rischi degli attacchi informatici. Il Veneto è una delle regioni più colpite perché è un territorio che comunque è ricco di aziende e siccome la stragrande maggioranza di questi attacchi è a sfondo economico, il territorio nostro essendo ricco di aziende diventa un territorio fertile per questo tipo di attacchi. Aziende, imprese, pubbliche amministrazioni. A loro è rivolta la seconda edizione del Data Protection Forum che si terrà il 6 giugno. Un'occasione per gli imprenditori di sviluppare consapevolezza sui rischi e sulle necessità di avere dei sistemi di protezione informatica nelle aziende. In alcuni casi i cyberattacchi possono infatti bloccare completamente la produzione o generare gravi danni al funzionamento del sistema, fattori che possono portare anche alla chiusura delle attività. I danni che si possono fare sia nelle aziende che nelle amministrazioni sono innumerevoli e sarà sempre peggio perché con la digitalizzazione dei nostri dati noi non avremo più la parte cartacea e quindi saremo soggetti solo a una memoria digitale e non a più una memoria fisica. La cybersecurity, che è ormai un dato oggettivo, essere il punto focale della sicurezza all'interno delle aziende ma anche delle amministrazioni per quello che riguarda l'attacco hacker, ma in generale tutto ciò che può avvenire nella parte digitale. Incontri con esperti del settore, panel dedicati a domande con spazi dedicati all'approfondimento della nuova direttiva europea in materia di protezione dati che porterà anche i dirigenti ad essere ritenuti responsabili dei disagi e danni provocati da un attacco informatico se l'azienda in questione non sia stata protetta adeguatamente. Aumentare la loro consapevolezza per capire quali sono i limiti e i vantaggi della corretta gestione di questo tema in tutti gli ambiti, che sono un ambito normativo di conformità, diciamo, ai regolamenti, un ambito tecnico.
Siamo allo sport, il calcio, amara sconfitta in casa per i biancocelesti nella finale dei play-off contro l'Adriense posizionata in quarto posto. Partita cominciata con tutta l'energia possibile per i biancocelesti ma che non è bastata. 2-1 infatti per la squadra rodigina. Il Treviso ha concluso il campionato, ricordiamo, al secondo posto e reduce dal pari in semifinale contro il Mestre. Ha affrontato appunto l'Adriense, quarto in classifica nella regular season e che domenica scorsa ha battuto per 2-0 il Villa Valle. Siamo giunti ora, come di consueto, al nostro servizio storico. Il nostro Lucio Zanato ci ripropone un servizio riguardante la protezione civile del 1987, protezione civile che abbiamo vista impegnata moltissimo anche in questi giorni di maltempo. Vediamo allora come era organizzata nel 1987. Nervesa della Battaglia, 23 maggio, ore 16. Il comune ai piedi del Montello, assieme a Giavera, è teatro di una simulazione d'emergenza. Arrivano imponenti unità di soccorso, per la precisione 11 associazioni volontaristiche della provincia di Treviso. Uno schieramento che vede coinvolte oltre 350 persone e circa un centinaio di mezzi, fra radiomobili, furgoni attrezzati, ambulanze, rimorchi, camion e autovetture. Questa simulazione nasce dall'esigenza di coordinare quel volontariato che esiste in provincia di Treviso e che si occupa di protezione civile. Abbiamo riunito in questi 2 giorni 11 associazioni di volontariato che esistono in provincia di Treviso e che fanno della protezione civile per una simulazione di emergenza, un soccorso di fronte ad un nubifragio con tromba d'aria che colpisce questi 2 comuni e per verificare soprattutto il grado di preparazione aggiunto dai 350 volontari che partecipano a questa simulazione e cercare un coordinamento fra le associazioni in modo da essere pronti di fronte ad una emergenza vera per intervenire in maniera guidata ma soprattutto con professionalità, preparazione e sotto il coordinamento dell'autorità unica in grado di fare questo in provincia di Treviso, che è il prefetto. L'iniziativa è stata incoraggiata e sostenuta anche dall'assessore provinciale alla protezione civile Pietro Furlan, il quale oggi, nel corso dei frenetici preparativi, ha avuto parole di elogio per la perfetta puntualità e organizzazione. Singolare anche il nome che si è voluto dare all'intervento, Montemer 87, Montello Emergenza 87, in pratica 2 giorni di interventi specifici. E qualche azione avrà anche tutti i crismi della spettacolarità, come ad esempio l'opera dei sub che recupereranno materiale esplosivo e tossico sull'alveo del Piave, all'altezza dell'ex cava Piccin, oppure quella dei sommozzatori della canottieri Sile, chiamati al recupero in grotta. A Giavera questo pomeriggio si è svolta un'altra importante simulazione, l'evacuazione di alcune classi della locale scuola media. Domani mattina altre imponenti dimostrazioni. Scenderanno in campo la Croce Rossa, l'AIS e le squadre cinofile. Il rientro delle colonne a Treviso e Conegliano è previsto per domani pomeriggio intorno alle 16:30. Siamo giunti così al termine di questa edizione, grazie per averci seguito. Dopo di noi come sempre le previsioni del tempo. A tutti l'augurio di una buona serata, arrivederci.